2, 3. Sassa. Buongiorno a tutti, a voi che siete qua, a chi ci sta seguendo da casa, da chi ci seguirà poi nel futuro. È sempre un piacere poter essere qua nella presenza non solo del Signore, ma soprattutto nella presenza dei fratelli. È molto interessante quanta attenzione Dio mette nel rapporto che abbiamo fra di noi. Basta pensare che solo nei 10 comandamenti, no? La base di quello che Dio più di 3000 anni fa ci ha detto, 6 di quelli riguardano il rapporto che abbiamo gli uni agli altri. Ed è molto interessante perché quando qualcuno magari si comporta male per strada, una cosa che di solito si commenta sempre è quella persona è maleducata. Quando qualcuno si comporta bene, magari arrivate, oh wow, complimenti perché tuo figlio è davvero ben educato. È molto interessante che facciamo perno su quella che è la storia della persona. Quella persona è stata educata bene, quella persona è stata educata male. Altre espressioni che magari potete aver sentito in giro per il mondo in altre lingue è no, quello lì non ha né padre né madre, quello lì non lo ama nessuno, per dire che è qualcuno che è davvero cresciuto come una bestia, qualcuno che non si sa comportare bene. Ed è interessante perché riflette effettivamente quello che noi viviamo tutti i giorni. Perché la Bibbia, perché Dio ci spinge così tanto ad amare, a perdonare, a fare tutte queste belle cose per i fratelli, a sacrificarci anche per le persone che abbiamo vicino? Perché si tratta di riflettere quello che noi in primis abbiamo ricevuto. Noi riceviamo l'amore di Dio e questo amore, questa fede che ci trasforma, noi la riflettiamo nel nostro rapporto gli uni verso gli altri. Perciò in questo momento io ti invito davvero a considerare durante questo momento di lode, di adorazione, che hai qualcuno di fianco a te. Magari è una persona che non conosci, magari è una persona che la vedi la prima volta, magari salutala anche se non la conosci, però davvero questo è un momento in cui noi possiamo non solo lodare, ma lodare insieme. Questo è davvero stupendo, è davvero prezioso. Perciò vi vorrei invitare ad alzarvi in piedi per iniziare così il nostro culto, appunto con un momento di lode, un momento di adorazione. Alcune volte, anche mi è già capitato di sentirlo, l'espressione guarda, ci sei soltanto tu e Dio in questo momento, c'è Dio e poi ci sei te e non guardare la persona al tuo fianco. Ma io ti dico no, lo odiamo insieme, lo odiamo al plurale, lo odiamo con i fratelli, lo odiamo con parenti, lo odiamo con nemici e facciamolo insieme, perché questo è amore, quell'amore che noi abbiamo già ricevuto. Preghiamo per iniziare il nostro culto. Ti ringraziamo, Padre, siamo davvero grati a te per tutto quello che tu sei, per tutto quello che tu hai fatto nelle nostre vite. Ti ringraziamo, Padre, per questa possibilità che abbiamo di stare insieme ai nostri fratelli, di poter sperimentare la comunione fraterna, di poterci amare gli uni verso gli altri. Noi ti ringraziamo profondamente, Padre, per questa possibilità, questo privilegio che noi abbiamo solo attraverso te. Ti chiediamo, Padre, in questo momento di benedire, di parlarci, di usare il tuo spirito per toccare a fondo i nostri cuori. Permettici, Padre, di trasformarci. Permettici, Padre, di poter ascoltare la tua parola, di poter aprire davvero il nostro cuore a te. Tutto questo noi ti chiediamo perché riconosciamo che tu sei grande, sei potente, tu lo puoi fare, Padre. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo insieme. Se non hai ancora salutato la persona alla tua destra, alla tua sinistra, davanti, dietro, questo è il momento giusto per farlo, che noi possiamo andare alla persona che magari non conosci anche, che è sempre bene conoscere nuove persone, conoscere tutta quanta la comunità, che in questo momento noi possiamo girarci a destra, a sinistra, non vedo abbastanza movimento, quindi vi invito a parlare, a muovervi, che noi possiamo in questo momento stare in comunità. Amarci gli uni gli altri, conoscere gli uni gli altri, e possiamo lodare assieme in questo momento. Sento la mia vera
Ti ringraziamo, Padre, perché noi sappiamo che dal tuo gesto, Padre, noi possiamo avere gioia. Questa mattina noi possiamo celebrarti, questa mattina possiamo aprire il nostro cuore, aprire la nostra mente, Padre, per lodarti, lodare assieme ai nostri fratelli, avere questa comunità salda, Padre. È una comunità salda che ci aiuta a santificarci, Padre, ci aiuta ad essere più maturi nella fede, Padre, che noi possiamo non perdere questa fratellanza l'una per gli altri, Padre, che questa mattina noi possiamo sentire la tua presenza, il tuo amore, che questa mattina noi possiamo sentirti qui in mezzo a noi. Signore, noi veniamo a te, ti prego di rinnovare i nostri cuori, ti preghiamo, Padre, di essere qui presente, di toccarci, Padre. Signore, vengo a te, rinnova e cambia il mio cuore per la grazia che ho trovato in te. Signore, vengo a te, le debolezze che io ho, le cancellerai col potente tuo amore. Stringimi con il tuo amore
Tu che sei seduta sui cherubini, tu che siedi sul trono tra i serafini, tu che sei acclamato dai tuoi angeli, vieni qui tra noi. Tu che sei seduto sul trono di gloria, tu che siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo, tu che sei acclamato dalla tua chiesa, vieni qui tra noi, vieni qui tra noi, riempici di te, vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore. Tu che sei seduto noi cherubini, tu che siedi sul trono tra le lodi del tuo popolo, tu che sei acclamato dalla tua chiesa, vieni qui tra noi, vieni qui tra noi, riempici di te, vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore, vieni qui tra noi, riempici di te, vieni qui tra noi, riempi la mia vita, Signore. Padre, ti ringraziamo perché tu stamattina sei qui in mezzo a noi, Padre. Ti ringraziamo, Padre, noi ti preghiamo che tu possa venire qui in mezzo a noi, Padre. Ti preghiamo di essere nei nostri pensieri, di essere il nostro centro, Padre. Noi ti preghiamo per questa Chiesa, per la Chiesa nel mondo, Padre. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo perché vogliamo stare più vicini a te, vogliamo riconciliarci con te, vogliamo ritrovare quel primo amore, noi vogliamo ritrovare quella passione che noi avevamo per te. Noi possiamo cantare: vieni qui tra noi, riempici di te, vieni qui tra noi, riempi la mia vita, che la sede della nostra vita ci possa sedere il nostro Signore, che noi possiamo togliere quello che noi vogliamo, togliere i nostri pensieri, togliere tutto quello che toglie dal ruolo del Signore. Cantiamo: vieni. Vieni
ringraziamo per questa mattina, ti ringraziamo perché hai preparato i nostri cuori, Padre, per ricevere la tua parola. Ti prego che noi possiamo riceverla in maniera chiara, Padre. Ti prego di benedire il predicatore, Padre, che possa essere uno strumento nelle tue mani, Padre. Ti prego che questa mattina possiamo sentire la tua voce, Padre, sentire il tuo parlare, sentire lo Spirito Santo insegnarci, Padre. Noi ti ringraziamo per la settimana che è passata, Padre. Ti ringraziamo per quella che verrà, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Di nuovo, buongiorno per tutti quelli che sono arrivati, dopo, ed è sempre qualcosa di molto potente, se così possiamo dire, poter invocare insieme il nome del Signore. Ed è sempre insieme che oggi analizzeremo un brano che possiamo trovare in Giovanni capitolo 15. Se mi volete seguire potete aprire le vostre Bibbie, questo potente strumento che abbiamo, questo privilegio che abbiamo di poter conoscere, poter toccare con mano la parola che Dio ci ha dato. Perciò, continuando con il tema che stiamo affrontando da un paio di domeniche, Giovanni capitolo 15, in particolare il testo che va dal versetto 12 al versetto 17. Vi do solamente qualche secondo per trovarlo, Bibbie cartacee nei vostri telefoni. Giovanni capitolo 15, versetti dal 12 al 17, che dice così: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici, se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatti conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Preghiamo che il Signore ci possa illuminare stamattina. Padre, noi in questo momento ti invochiamo qui in mezzo a noi in modo tale che la tua parola possa essere proclamata, in modo tale che la tua verità e la tua volontà possa essere conosciuta fra tutti noi. Ti chiediamo che tu possa benedire questo momento, che tu possa benedire le nostre vite con la tua conoscenza, con la tua saggezza, in modo tale che possiamo uscire da qui avendo imparato qualcosa di nuovo e potendo essere sempre più simili a te, sempre più santificati. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Partiamo dal contesto. Siamo nel capitolo 15 di Giovanni. Dal capitolo 13 al capitolo 18 stiamo affrontando gli ultimi discorsi da parte di Gesù. È appena finita l'ultima cena nel capitolo 13 e da lì Gesù fa una specie di carrellata, se così possiamo dire, di tutti i suoi insegnamenti, commentandoli, completandoli e ripercorrendo tutti gli insegnamenti che in verità ha già fatto, ha già detto, lungo sia gli altri Vangeli, come possiamo leggere, e anche lungo quei primi 13 capitoli di Giovanni. Queste parole che abbiamo letto continuano il discorso fatto dai versetti primi, dal versetto 9 al versetto 10, in cui sta scritto: come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Il tema di questo testo è amore. L'amore che è chiaro, abbiamo gli uni verso gli altri, come Gesù ci ha ripetuto per ben 2 volte in questi piccoli versetti e in tutto il Nuovo Testamento innumerevoli volte, ma è l'amore che in primis Dio ha dato a noi e che poi noi possiamo avere gli uni verso gli altri. Nessuno di noi nasce sapendo le cose, tutti noi impariamo. È molto interessante perché, ad esempio, i bambini, i bebè nascono senza nessuna paura.
Ci sono soltanto 2 paure che i bebè, possiamo dire, hanno distinto, che sviluppano intorno al 6° mese di vita, che è la paura per le altezze e la paura per i rumori forti. Qualsiasi altra paura viene insegnata o dai genitori o dalla famiglia o da qualche situazione spiacevole che hanno vissuto nella vita. Molto interessante, perché qua adesso non so quanti di voi hanno paura, ma ad esempio la paura dei cani, paura degli animali, paura di claustrofobia, paura degli spazi stretti, la paura del buio, sono tutte paure che vengono dopo. È qualcosa che riceviamo dal mondo esterno. E così anche l'amore che noi abbiamo gli uni verso gli altri, noi lo riceviamo da qualcun altro. L'affetto che noi dimostriamo gli uni verso gli altri, lo riceviamo da qualcun altro. Per gran parte delle persone questo affetto viene dalla famiglia, viene dai genitori, viene dai fratelli, da alcuni amici molto molto vicini, ma io voglio lasciare bene chiaro che tutti noi abbiamo accesso a questo amore. Non importa tu da quale famiglia complicata vieni, non importa se non hai mai ricevuto amore, mai ricevuto affetto nella tua vita, dentro di te c'è questo semino che Dio ti ha dato. Tu sei capace di dimostrare amore, soprattutto parlando verso i più giovani, perché nei social passano molte informazioni di pseudopsicologia. Non lasciatevi ingannare da questa nozione che no, io ho questo trauma e quindi io non posso fare questo e quindi io non riuscirò mai a dimostrare questo. No, puoi avere delle difficoltà che si possono anche superare, ma non lasciarti ingannare che puoi dimostrare amore, puoi ricevere amore e puoi anche dare amore, perché così è Dio che ci dice. Nel versetto 13 il fulcro di questo versetto è dare la vita. La forza dell'amore si riconosce dai sacrifici che facciamo a pro di quelli che amiamo. Il sacrificio più grande è quello che ha compiuto Gesù e ci dice lui chiaramente, no? Non c'è amore più grande di chi dà la sua vita per i suoi amici, ed è esattamente quello che Gesù ha fatto. In più, ovviamente, c'è anche la questione che lo possiamo leggere, mi sa, in Romani capitolo 5, sul fatto che difficilmente una persona morirebbe per un giusto. Forse per una persona vicina, cara, per un santo, per qualcuno che davvero se lo merita. Forse qualcuno di noi sarebbe capace di morire, di sacrificarsi per quella persona. Però l'amore di Dio si dimostra nella sua infinità appunto perché Lui è morto per delle persone che erano ingiuste, per le persone che erano contro di Lui, per le persone che non facevano parte della sua santa giustizia. E quindi il sacrificio per amore può assumere tante forme diverse. Non pensate soltanto al sacrificio fatto nella croce da parte di Gesù, ma tutti noi, quando amiamo qualcosa, sacrifichiamo qualcosa. Quando ad esempio noi sacrifichiamo il nostro tempo per fare un piacere a qualcuno, è un gesto, è un atto d'amore. Noi stiamo sacrificando per dimostrare il nostro amore. Quando rinunciamo a qualcosa per qualcun altro, per darlo a qualcun altro o per amore di qualcun altro, noi ci stiamo sacrificando. Quando noi rinunciamo a un diritto per qualcun altro, stiamo facendo un sacrificio per amore. Di nuovo, Gesù ce lo insegna. Lui era un uomo giusto, lui non aveva peccato, lui non aveva commesso crimini, non aveva rubato, non aveva ammazzato, ma è stato crocifisso come un ladro, è stato crocifisso come un criminale, è stato processato come un criminale, ha vissuto tutto quello, lui ha rinunciato al suo diritto per amore a noi. Possiamo di nuovo anche sacrificare i nostri piaceri per un obiettivo. Quando noi vogliamo qualcosa, e magari, non so, una macchina, una casa, un acquisto importante, e noi sacrifichiamo il nostro giorno dopo giorno per poter mettere via da parte dei soldi, noi stiamo facendo un sacrificio per amore a quell'obiettivo o a quella cosa che vogliamo comprare. Quando noi sacrifichiamo la rabbia per qualcosa, per qualcuno, è un gesto d'amore. Cos'è il perdono? Il perdono è un sacrificio, una forma di sacrificio, è l'idea che io mi sto sentendo così, io ho ricevuto questo torto da parte tua, tu meriteresti una determinata forma di giustizia, una ricompensa per quello che hai fatto, ma
te ne tolgo, ma ti giustifico, ma ti perdono. Perché? Per amore, è sempre per amore. Amare significa sacrificare qualcosa. Può essere tempo, forza, energie, ma amore è sacrificio. In 1 Giovanni capitolo 3, versetto 16 e 18 sta scritto: da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Concludendo, figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Se qualcuno dice di amarti senza compiere nessun sacrificio, senza fare niente, sei la prima persona a farti due domande, no? Sei la prima persona a dire: ma questo amore è solo a parole o è davvero, davvero amore? Continuando con le parole di Gesù, il versetto 14, fortissimo: nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Gesù, dopo aver parlato di cosa fa l'amore nella vita di un uomo, ci dice che ci considera amici. Ecco cosa io faccio per voi. Amore significa sacrificio. Io vi amo come amici. È qualcosa davvero forte. Quante altre religioni conoscete in questo mondo nel quale voi potete dire: Dio mi ha chiamato, mi ha definito amico? Nel Nuovo Testamento le possiamo contare su una mano le persone che Dio chiama di amici, persone che Dio dice che le può trattare faccia a faccia. È davvero un privilegio importantissimo che noi abbiamo davanti al Signore. Poi c'è quella parte, quel se fate le cose che io vi comando, che può risultare magari un po' scomodo. Come? Ma mi hai appena definito tuo amico, come funziona sta cosa? Nessuno di noi arriva da un amico e dice: boh, se non fai quello che io adesso ti dico non sei più mio amico. Però ammettiamolo, con Gesù è davvero qualcosa di diverso. Non possiamo illuderci, non seguire i comandamenti di Cristo, non seguire quello che Lui ci ha detto, equivale a non essere amici di Cristo. E Gesù ce lo dice Lui stesso molte volte: fate attenzione. Persone che dicono: ah, io amo Cristo, io sono cristiano, ah, io vado in chiesa magari tutte le domeniche e quant'altro, ma poi la loro vita non è trasformata, la loro vita non ha qualche elemento solido, non ha qualche indizio di questo amore che prova per Cristo. È una persona che sta camminando nella proverbiale via larga, è una persona che si sta auto-ingannando. È degno di nota quante volte il Signore torna su questo principio, che l'ubbidienza e le buone opere sono la dimostrazione infallibile di una vera fede salvifica. L'abbiamo visto qualche sabato fa quando stavamo studiando la lettera di Giacomo, il capitolo 5. È solo la vera fede quella che salva. Su questo non c'è dubbio. È solo per fede che siamo salvati. Ma la vera fede salvifica non è mai da sola, è sempre accompagnata da delle buone opere, è sempre la fondazione sul quale poi nascono questi nuovi frutti. Poi Gesù continua: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatti conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Gesù aveva chiamato più volte i discepoli servi, e in qualche modo loro continuano ad esserlo, perché sono sempre persone che si sottomettono alla volontà del Padre, che seguono i suoi comandamenti, che fanno la sua volontà. Ma il Signore, Gesù Cristo, ora dichiara che per un certo aspetto loro erano passati a un livello superiore, erano saliti di livello, non solo erano servi, ma adesso erano amici. Come lui stesso ora ci spiega, a noi è stata concessa la fiducia. Qual è la differenza fra un amico e un servo che magari stanno contribuendo verso un obiettivo? A un amico viene data la fiducia, a un amico viene fatto conoscere in qualche modo lo scopo, le opere, il percorso che c'è davanti, i disegni, i motivi del padrone, secondo noi adesso parlando da esseri umani, secondo i limiti della nostra conoscenza. Noi abbiamo questo
privilegio, in primis con Gesù, gli discepoli, ma noi oggi attraverso il suo Santo Spirito. Noi abbiamo questo Spirito Santo che ci permette di comunicare con il Padre, che ci permette di essere simili al Padre, che ci permette di amare come il Padre. Questa è l'enorme differenza ed è per questo che noi non siamo semplici servi, ma siamo amici, abbiamo fatto questo salto di livello, abbiamo accesso a questa comunicazione profonda tra noi e il Padre. E nelle scorse domeniche, per chi c'era, abbiamo letto di come Gesù ha utilizzato l'immagine della vigna. Se avete lì la vostra Bibbia aperta, sto parlando dei primi 10 versetti più o meno di Giovanni capitolo 15. E giusto per ricapitolare, un'immagine molto forte, perché definisce ruoli ed obiettivi. C'è il vignaiguolo in cima, comanda tutto, che ha una chiara direzione, una chiara volontà al quale la vigna deve sottostare. C'è la vite, la pianta che viene curata dal vignaiguolo e permette ai germogli di crescere, cioè la pianta raccoglie nutrimento per poi portarlo ai germogli. E infine ci siamo noi, i germogli, che hanno un compito, hanno un obiettivo, portare frutto e portarlo in abbondanza. Grazie. Continuando, c'è una chiara catena di comando, c'è una chiara struttura da rispettare. E questo ha molteplici motivi. Il primo, più semplice, più veloce, più chiaro, è che c'è una catena di comando da rispettare, per l'appunto, no? Il germoglio deve sottostare alla vite, che deve sottostare al vignaiguolo. Noi dobbiamo sottostare a Cristo, che sottostà al Padre. Gesù stesso l'ha detto, guardate, il Padre mio mi ha mandato. È per il Padre che io vi dico queste cose. È attraverso di Lui, è solo grazie a Lui che io sono qui oggi che vi posso dire queste cose. Ma in più c'è anche un sottotesto sul quale mi voglio concentrare stamattina, che oltre a questa catena di comando c'è anche una responsabilità diversa per ogni livello. E qui io voglio utilizzare una parola forte perché così, fermandomi qua a questa immagine, sembra che noi siamo l'ultima ruota del carro, che noi dobbiamo solamente stare zitti, ascoltare e fare. Che, non prendetemi male, è vero, è letteralmente così. Sono molti momenti nella nostra vita cristiana in cui davanti al Padre, in cui davanti a Gesù, noi dobbiamo soltanto stare zitti, ascoltare e fare. Però noi abbiamo il privilegio di poter stare zitti, ascoltare e fare. Perché ragionate un attimino con me, seguitemi. Il germoglio, di nuovo, l'ultimo ramo di tutta questa catena, non deve pensare alla direzione della vigna, al percorso che è meglio compiere, al terreno, a curarlo, a capire cosa è meglio e cosa è peggio, preoccuparsi del maltempo oppure doversi preoccupare in qualche modo del futuro, perché c'è già il vignaiguolo che si occupa di questo. Questo è il lavoro del vignaiguolo. I germogli non devono preoccuparsi di trovare le risorse necessarie, capire, oh no, io adesso com'è che porterò questi frutti, io non ce la faccio e quant'altro, perché c'è la vite che ha questa responsabilità. Perciò il sottotesto di questa catena di comando è che noi possiamo vivere in pace. Noi possiamo stare in pace perché abbiamo sì un obiettivo chiaro, definito, molte volte difficile, pesante nella nostra vita, ma abbiamo il supporto di una catena di comando sopra di noi che ci permette di fare tutto questo, che ci aiuta in tutto questo e che ci dice non ti devi preoccupare. Ed è così che Gesù continua il suo discorso dicendo non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. È interessante perché da queste parole possiamo trarre molti insegnamenti.
non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. Il primo, come ho già detto, possiamo essere in pace. Noi possiamo rilassarci in un certo modo, possiamo abbandonare le preoccupazioni del futuro perché è Gesù che ci ha eletto. Alcune traduzioni, soprattutto quelle più vecchie in italiano, al posto di scelto utilizza la parola eletto, molto, molto, molto interessante. Lui ha trovato buono che noi collaborassimo nella sua opera e da Lui, per mezzo di Lui, attraverso Lui, per Lui, è tutto quello che noi facciamo. L'amore che c'è tra di noi e il rapporto che c'è tra di noi viene da Lui. E ricordiamoci, analizziamo la fonte da cui viene questo amore, da cui viene questo concetto. È una fonte incorruttibile. Stiamo parlando di un'entità che supera il tempo e lo spazio, qualcosa di perfetto. Stiamo parlando di un'origine perfetta dell'amore che abbiamo fra tutti noi. Amarci è stata una scelta di Dio. Dio ha voluto così. E questo ci dovrebbe dare una profonda sicurezza. Non siamo noi che in qualche modo con le nostre opere, con i nostri meriti abbiamo guadagnato l'amore di Dio e quindi rischiamo di perderlo. No. È il contrario, l'amore viene da là sopra. È una scelta eterna, è una scelta perfetta, è una scelta buona e accettevole. Dio non ci ama per chi siamo noi, ma ci ama per chi Lui è. Stupenda questa cosa. Dio non ci ama per chi siamo noi, per quello che abbiamo fatto, ma Lui ci ama per quello che Lui è. L'amore che Dio prova verso di noi e che Gesù con le sue parole sta dicendo di provare gli uni verso gli altri, proviene da Dio. È un amore perfetto, un amore senza macchia. Tra le righe di questa semplice frase, no? Non siete voi che avete scelto, che avete, usando l'altra traduzione, non siete voi che avete eletto me, ma sono io che ho eletto voi, c'è anche un avvertimento, no? Tra le righe. Non dare spazio all'arroganza o pensare che noi possiamo giustificare le scelte di Gesù. Come può il germoglio poter criticare le scelte del vignaiuolo? Come può il germoglio sapere di più del vignaiuolo? Perché noi non l'abbiamo votato, non è stata una scelta fra i discepoli di mettersi a scrutinio segreto a fare un'assemblea e dire no, sì, dai, seguiamo Gesù e quant'altro. No, assolutamente, è esattamente il contrario. Tutti noi di base siamo privi della gloria di Dio. Tutti noi di base abbiamo peccato e con il conseguente salario abbiamo diritto, ci meritiamo la morte. Questa è la nostra situazione di base. Poi noi sappiamo, Gesù entra in questa equazione e ribalta completamente la situazione. Continuando con questi versetti, perché Gesù ci ha chiamato? Per lo stesso motivo che il germoglio nasce dalla vite e viene curato dal vignaiuolo, ossia perché andiate e portate frutto e il vostro frutto rimanga. E cosa riceviamo noi da questo frutto? A parte ovviamente riempire, a parte ovviamente raggiungere il nostro obiettivo che abbiamo dentro di noi, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome Egli ve lo dia. Perciò, così, ascoltando quello che abbiamo ricevuto, cos'è che devo cercare nella mia vita? Cos'è che devo puntare? Qua sta parlando di frutto. Cos'è questo frutto? Cos'è che non mi può mancare nella vita? E nel Nuovo Testamento viene detto davvero tanto su quello che è un frutto dello Spirito. Viene definito il frutto dello Spirito in termini di una condotta santa, come possiamo leggere da Galati, capitolo 5, versetto 22, che molti di voi già conoscono, i 9 frutti dello Spirito. Possiamo parlare anche di una condotta giusta, come ci scrive Paolo in Filippesi. Frutto dello Spirito è un cuore che loda Dio ed è una testimonianza che conduce gli altri alla fede in Gesù come Messia e Figlio di Dio. Se vuoi un riassunto, se vuoi capire che direzione la tua vita deve prendere, qual è il tuo obiettivo, questo è il tuo obiettivo: portare frutto, portarlo in abbondanza e portare un frutto che rimanga. Queste sono le parole che Gesù ci ha dato.
ai discepoli più di 2000 anni fa e a noi oggi. Portate frutto. Voi siete i germogli della vite curata dal vigneruolo. Voi dovete portare frutto. Voi dovete, raggiungendo l'ultimo versetto del testo di oggi, amare gli uni agli altri. Gesù lo ripete: questo vi comando, che vi amate gli uni gli altri. Se dovete portarvi via da qui stamattina solo una cosa di tutto quello che ho detto, è il primo o l'ultimo versetto. A voi la scelta. Oppure una di tante volte che Gesù ripete durante il Vangelo di Giovanni o durante le lettere di Giovanni. Amatevi gli uni agli altri. Se riuscite a ricordare qualche parolina in più, aggiungete anche il come io, come Dio vi amati. Perché queste sono le parole di Gesù. Tutto gira intorno al tema dell'amore. Gesù riprende questo insegnamento che ha già dato durante la sua vita per poter di nuovo commentare, approfondire. Tutto gira intorno all'amore. Questo è il mio comandamento a voi. Voi, miei amici, per il quale sto per dare la mia vita, perché ricordiamo il contesto, stiamo parlando dell'ultima cena, della serata dell'ultima cena. Questo è quello che io vi comando, questo è quello che io vi lascio, che vi amate gli uni agli altri. In Colossesi capitolo 1, versetti 3 e 4, per i giovani ormai lo sanno perché è un tema che abbiamo affrontato per l'appunto ieri, Paolo scrive: noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi. Paolo era molto soddisfatto della chiesa di Colosse, il che è raro. Paolo di solito nelle sue lettere dà le peggiori bastonate che possiamo ricevere nella nostra vita cristiana, però Paolo inizia questa lettera dicendo che ringrazia Dio, perché ha sempre sentito parlare della fede e dell'amore che aveva quella chiesa. Paolo amava quella chiesa perché era una chiesa matura, aveva la fede e da questa fede scaturiva l'amore che avevano tra di loro. Di nuovo c'è una chiara correlazione. La fede che noi abbiamo per Cristo ci permette di amare i fratelli. Noi siamo degli specchi che riflettono quello che abbiamo ricevuto. Perciò non inganniamoci, non prendiamoci in giro. Amare, così come Dio ci comanda di amare, non è qualcosa di umanamente possibile. Non è qualcosa alla quale ci arriveremo con i nostri sforzi, con le nostre capacità. È letteralmente impossibile. Questo amore può avvenire solo attraverso la fede che noi abbiamo verso Cristo. La trasformazione che Dio, la trasformazione che Lui opera in noi attraverso il suo Santo Spirito. Perciò i principali punti che voglio risottolineare per portarci verso la conclusione sono due. Amare è una scelta, amare è sacrificio. Queste sono due profonde verità dal quale non ci possiamo togliere. Amare è una scelta ed è una scelta sacrificale. Credo che qua qualsiasi coppia sposata sarà pienamente d'accordo con me. Se qualcuno di voi non è d'accordo, per favore, dopo il culto mi potete venire a parlare. Ma amare è una scelta, non è un sentimento, non è perché sì dai oggi sì, domani no. Amare è una scelta ed è una scelta fatta da sacrifici. Analizzando il testo di 1 Corinzi capitolo 13, che credo di aver citato nelle mie prediche un totale di 10 volte, lo ritiro continuamente fuori perché è quello il fulcro, è sempre amore, amore, amore. Troviamo le famose caratteristiche dell'amore, no? L'amore è paziente, benevolo, non invidia, eccetera, eccetera, eccetera. E noterete in questo testo che questo amore, se noi sostituiamo queste parole con quello che è davvero un sacrificio, il testo praticamente cambia totalmente. Il testo diventa: l'amore si sacrifica, è benevolo, l'amore non invidia, non si vanta, si sacrifica, perché gonfiarsi è un gesto di vanagloria, non si comporta in modo sconveniente, si sacrifica perché
ricordiamoci, sacrificio è non cercare il proprio interesse, è mettere qualcun altro al primo posto, il nostro primo posto. Non si inasprisce, si sacrifica, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Non a caso Gesù disse pochi capitoli prima in Giovanni capitolo 13, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. E qui arriva la parte che ogni tanto mi fa un po' tremare nelle ginocchia, perché è una responsabilità grandissima ed è anche un termometro molto visibile all'interno della nostra vita di comunità. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, non gli altri credenti, tutti, persone fuori dal mondo, le persone che magari hanno già conosciuto Dio però poi si sono allontanate, le persone che non hanno la più pallida idea di chi sia, di che cosa abbia fatto Cristo per loro. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non posso sottolineare abbastanza volte quanto questo sia la base del cristianesimo, l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Con le vostre parole potete convertire un buon numero di persone. Ho una buona fede in voi, conosco molti di voi e sono sicuro che con la vostra filosofia, con la vostra saggezza, con la vostra anche testimonianza, siete capaci di trasformare la vita di un buon numero di persone. Ma attraverso l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri, le persone crederanno, le persone capiranno. Perché questo è quello che ci rende diversi, questo è quello che ci rende diversi da qualsiasi religione, da qualsiasi filosofia, da qualsiasi passatempo che potete avere la domenica. È l'amore che abbiamo gli uni verso gli altri, un amore ultraterreno, un amore impossibile, un amore a cui abbiamo accesso solo attraverso la fede che abbiamo nel Padre. Amen? Abbiamo capito tutti stamattina il messaggio, questo chiaro, se volete ve lo posso ripetere ancora un paio di volte. Gesù l'ha ripetuto, credo, nella sua vita una decina di volte: amatevi gli uni gli altri. Se ve lo potete anche scrivere sul telefono, se ve lo potete mettere come titolo della sveglia di domani: amatevi gli uni gli altri. Questo è il comandamento che Gesù ci dà. Preghiamo insieme. Padre, in questo momento noi ti vorremmo ringraziare. Siamo grati a te e all'amore che tu ci hai dimostrato per primo. Noi, Padre, ti vorremmo ringraziare per quello che tu hai fatto, per quello che tu sei e per quello che tu ci permetti di fare. Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo perché riconosciamo che l'amore che possiamo dimostrare gli uni verso gli altri, il perdono che possiamo avere gli uni verso gli altri, avviene solo attraverso di te. Ti chiediamo, Padre, in questo momento che tu ci possa aiutare in questo obiettivo, che tu ci possa trasformare, che tu possa nutrire noi, tuoi germogli, affinché possiamo portare frutto e portarlo in abbondanza. Perciò ti prego, Padre, scendi qui fra noi affinché noi possiamo sentire la tua presenza e noi possiamo essere trasformati. Vogliamo essere trasformati a te, Padre, noi ci vogliamo sottomettere a te e ascoltare tutto quello che tu hai da dirci. Perdonaci, Padre, per quelle volte in cui non abbiamo dimostrato amore, quelle volte che non siamo riusciti a perdonare, quelle volte in cui non abbiamo compiuto il nostro obiettivo, e ti chiediamo, Padre, aiutaci, nutrici, dacci quello che è necessario affinché noi possiamo dimostrare questo amore gli uni verso gli altri. Tutto questo noi ti chiediamo, Padre, non perché ci meritiamo, ma perché tu ci hai scelto attraverso il tuo Figlio. Nel nome di Gesù, amen. Vi chiedo di alzarvi in piedi per il nostro momento di lode ed adorazione, di nuovo insieme come comunità, insieme a quel fratello che magari conosci poco, magari a quell'altro fratello che ti sta un po' antipatico, ma attraverso il sacrificio che noi facciamo stando insieme, che possiamo davvero professare questo amore che Dio ci ha dato. Cantiamo insieme.
Padre, ti ringrazio per queste decime e le offerte, Padre, che sono state date. Ti ringraziamo, Padre, per la tua parola e ti prego che possa essere nelle nostre menti, nel nostro cuore, Padre, nelle prossime settimane e nel prossimo tempo a venire. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi. Amen. Vi rubo soltanto 2 minutini per gli annunci. Abbiamo a sorpresa, non so quanti di voi sono già stati avvisati, domani sera, lunedì alle 8 di sera, alle 20, un incontro online dedicato agli uomini. Sarà presente un pastore che molto probabilmente potrà venire anche qua a settembre per iniziare un lungo progetto con il gruppo degli uomini basato su un libro che, se non mi sbaglio, lui proprio ha scritto. Perciò potete trovare più dettagli con Pastor Caio, molto probabilmente ci saranno le coordinate per poter accedere nei nostri gruppi. Se non fai parte di nessun gruppo, vienimi pure a parlare. Domani, lunedì, alle 20. Credo che questo era l'unico annuncio, non credo ci sia qualcos'altro. Abbiamo naturalmente il campeggio dei bambini durante l'ultima e la prima settimana di settembre. Per qualsiasi domanda, per anche le iscrizioni, potete rivolgervi a Jacqueline. Credo che basta, mi sto dimenticando di qualcosa. Abbiamo avuto il baby shower ieri, è stato davvero bellissimo. Camilla ringrazia tutti quanti. Se non hai potuto partecipare, se non sei riuscita a venire, principalmente parlando alle donne della chiesa, siete ancora in tempo a regalare dei pannolini. Una volta ho partecipato a un baby shower, mi sono dimenticato i pannolini a casa. Quando la bimba ha raggiunto i 6 mesi sono riuscito a consegnare quei pannolini. I genitori mi hanno ringraziato, sono riuscito a beccare la finestra giusta. Perciò siete ancora in tempo per poter consegnare ancora qualcosina a Camilla e a Junior. Detto questo, credo di aver detto tutto. Abbiamo il convegno delle coppie, ecco cosa mi stavo dimenticando, dal 21 al 23 novembre, con questo oratore, questo pastore del quale mi hanno parlato molto bene. Io personalmente non lo conosco, mi dispiace, non sono una coppia, ma per qualsiasi domanda potete parlare con i responsabili e sarà davvero una bellissima occasione di poter stare insieme, di poter imparare di più sulla parola di Dio. Per chi ha figli molto molto piccoli, non preoccupatevi, c'è un progetto anche per loro. Di nuovo, parlate con i responsabili in modo che si possa trovare una soluzione. Ottimo, detto tutto. Perciò, per concludere il nostro culto, vorrei anche ringraziare le persone che sono da casa, che ci hanno seguito fino adesso. Vi chiedo gentilmente di alzarvi in piedi per concludere con un'ultima preghiera, di nuovo insieme, e siamo insieme nonostante sia difficile, sempre per questo amore che abbiamo gli uni verso gli altri. Perciò preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per questa giornata, ti ringraziamo per questa possibilità che abbiamo avuto di stare insieme. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu ci hai dato, per tutto quello che tu ci hai permesso. Ti chiediamo, Padre, adesso di benedire la tua Santa Chiesa per il ritorno a casa, benedire le nostre famiglie, affinché durante questa settimana possiamo sempre stare con te e affinché possiamo sempre seguirti ed onorarti. Tutto questo ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Ciao, buona domenica a tutti.